Cos'hai? Mi sembri la Madonna della Pietà. Ho l'impressione che tu sia innamorata. Ma di chi? Hai preso una cotta? No, cotta no. Io stupida, sono stupida. Non fare propaganda delle Allora tue è un qualità. colpo di Ragazze, sole. una bella notizia. Elvira si sposa con Gianni. Ce n'è voluto per convincere Elvira, eh. Sono 4 anni che sono fidanzati. Gianni si era proprio rotto. Evviva, bravi. Auguri. Già, ha rotto il muro del suono. Che bello! E vissero tutti felici e contenti. Auguri. Auguri, Elvira. Ma cosa hai fatto al viso? Ti hanno punto delle zanzare. Come sei permalosa, non si può neanche scherzare. Ecco Monica. Ciao, ciao. Ieri non ti sei fatta vedere, che hai fatto? Niente, ho avuto uno scambio di vedute con Don Mario. Vedute a basso livello, immagino. Non scherzare. Venite, vi racconto com'è andata. Sì, raccontaci tutto. E ti sei fatta Don Mario? Questa sera al solito Ho posto. ripensato, ve lo racconto un'altra volta. Non è giusto. Prima ci metti in curiosità E poi ci lascia a piedi. Ehi, guardate chi arriva. Che hai fatto allora? Dove vai? Parto, vado altrove. Questo posto non è per me. Le mie idee libere cozzano con quest'ambiente provinciale e borghese. E il tuo occhio ha cozzato contro questo ambiente? Sai che Gianni ed Elvira si sposano? Veramente? Era ora, sono contenta. Vieni Monica, ti devo parlare. Che vuoi? Noi facciamo un giretto. Devo confidarti un segreto. Davvero? Di che si tratta? Hai scoperto un tesoro? Niente tesoro, qualcosa di meglio per te. Se mi prometti che manterrai il silenzio, ti porto in un luogo meraviglioso. Promesso. Andiamo subito? Ah. Chissà dove vanno quelli. Marina, prendo un attimo la tua macchina. Fa come vuoi. Faccio fare una passeggiata a Monica e torniamo subito. Attenta Monica, Remo è pericoloso. Scommetto che è un pericolo che piacerebbe correre anche a te, eh? Capirai. Forza, ragazzi. Andiamo a tavola. La spaghettata è pronta. Andiamo. Sì, Andiamo. ho una grande fame. Vieni, Paolo. Vengo. Scommetto che muori dalla curiosità. Scommessa vinta. Dove andiamo? Mistero. Ci manca molto? No. Siamo arrivati? Non ancora. Ma Remo, che fai? Misure precauzionali. Voglio che il mio rifugio rimanga un segreto per tutti. Ma io ti ho promesso di tacere. Sì, ma con le donne non si sa mai. Se poi non vuoi venire, si torna indietro. Ma neanche per sogno. Prima mi incuriosisci e poi mi vuoi riportare indietro. No. Allora va bene. Intesi? Va bene, intesi. Siamo arrivati. Stai buona, eh? Aspetta. Ti guido io, eh? Piano. Attenta allo scalino. Ecco, piano. Ecco, brava. Siamo dentro il mio rifugio segreto. Allora posso guardare? Non ancora, resta qui. Te lo dirò io quando puoi toglierti la benda, eh? Vabbè. Buona. Aspetta.
Ancora un po' di pazienza. Vedrai che sorpresa. Ecco, adesso puoi toglierti la benda.